La situazione meteorologica: intense correnti dai quadranti settentrionali sul nord-ovest italiano, ma grazie alla compressione le temperature massime saranno dal sapore tardo primaverile in questo inizio settimana. Da mercoledì però intrusioni di aria più fredda da est riporteranno temperature minime di stampo invernali. Anche nel pomeriggio cielo sereno poco nuvoloso, tranne qualche nuvola sui versanti padani, venti moderati localmente forti da nord, specie sulle coste del Savonese e Genovese, con rotazione dai quadranti meridionali sulla riviera di Ponente di Levante, poi deboli da nord in serata ovunque. Mare poco mosso, quasi calmo, temperature massime in netto aumento, specialmente sui versanti marittimi interessati da fenomeni di compressione, dove i valori potrebbero anche oltrepassare i 20 gradi. Per domani, martedì 17 marzo, la Limet prevede una giornata stabile con cieli velati a ponente, generalmente sereni o poco nuvolosi su centro-levante costiero. Nuvolosità sparsa sui versanti padani centro-occidentali, localmente sullo spezzino orientale tra il tardo pomeriggio e la serata, ma assenza di fenomeni ovunque. Venti moderati o forti da nord sui versanti marittimi del centro-ponente, deboli a regime di brezza a levante, con rientro serale da sud-sud-ovest sullo spezzino orientale. Mare mosso, molto mosso al largo sui bacini occidentali, stirato o poco mosso sotto costa e sul settore centro-orientale del Mar Ligure. Temperature stazionarie e un lieve diminuzione, specialmente ai valori massimi.